Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale, i fatti del Friuli occidentale in primo piano. Apriamo con la cronaca. Un'operazione della Polizia di Stato di Pordenone ha portato all'individuazione di una piazza di spaccio in città che riforniva il nord-est. Sequestrati oltre 10 kg tra hashish e cocaina. In manette è finito un marocchino di 43 anni. La sua casa era una vera e propria centrale per lo spaccio. Per questo è stato arrestato a Pordenone un 43enne marocchino regolarmente residente in Italia. Era in possesso di 10 kg di hashish e 100 grammi di cocaina, del valore di 250.000 euro. È successo venerdì 15 gennaio, quando una pattuglia della squadra mobile pordenonese ha notato in zona fiera una Opel Astra. Fermato il veicolo, alla sua guida c'era il cittadino del Marocco, residente in città e gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti. Dopo che l'uomo non ha saputo dare spiegazioni per la sua presenza in strada, gli agenti hanno perquisito la sua persona e l'autovettura e così, sotto il cofano, nascosti tra le parti meccaniche del motore, sono stati trovati 5 involucri di cellophane contenenti ciascuno 10 pacchetti di una sostanza marrone per un peso complessivo di 5 kg, risultata hashish al narcotest preliminare. Data la flagranza di reato, la polizia ha perquisito anche l'abitazione del 43enne, dove sono stati trovati 100 ovuli di hashish, probabilmente introdotti in Italia da corrieri che li avevano precedentemente ingoiati, per un peso di 1 chilo, e un etto di cocaina in parte pronta per lo spaccio, in parte ancora in sasso. Inoltre sono stati recuperati un bilancino di precisione, uno sfollagente telescopico di metallo e 2 bombolette di gas urticante. Avendo la certezza di essere in presenza di una centrale dello spaccio, gli uomini della questura pordenonese hanno perquisito anche un terreno adiacente al giardino della casa. Qui, all'interno di un tubo di cemento, è stato trovato un sacco con dentro 100 ovuli e 23 pannetti di hashish, per un peso complessivo di 3 kg. L'uomo, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato quindi arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e portato nel carcere di Pordenone. Nel complesso è stato calcolato che dal materiale sequestrato si sarebbero potute ricavare 10.000 dosi di hashish e 250 di cocaina, per un valore commerciale al dettaglio di 250.000 euro. E sulla vicenda ora sentiamo le parole del questore Marco Odorisio ai nostri microfoni. L'importanza della scoperta proprio in città di possiamo definirlo, viste le caratteristiche, una vera e propria centrale dello spaccio, quindi punto di arrivo di partite di stupefacente. Anche le modalità di confezionamento della parte della droga con gli ovuli stanno a testimoniare una modalità di trasporto attraverso i cosiddetti ingoiatori, cioè soggetti che assumono, ingoiano lo stupefacente, giunta a destinazione, lo evacuano e quindi poi viene immesso sulla rete di distribuzione, a riprova appunto della centralità della scoperta di questo appartamento. A testimonianza altresì di quella che ormai una costante attività sia in chiave di prevenzione che di contrasto, di repressione, che viene svolta dalla questura, dalle forze dell'ordine, dalla stessa prefettura, dal prefetto, da tutte le agenzie attrici, no, nel contrasto, nella lotta ai stupefacenti, quindi dalla scuola alla famiglia, i punti di incontro, i punti ricreativi, attività costante dove non si abbassa mai la guardia, soprattutto per tutelare, ripeto, dal punto di vista del danno fisico che fa l'assunzione di stupefacenti, soprattutto quelle fasce più vulnerabili, parliamo dei giovanissimi, dei ragazzini, dei minorenni, anche perché ormai i riscontri ci dicono che l'età media in cui un ragazzino appunto si avvicina e si approccia al mondo delle droghe si è attestata tra i 12 e i 13 anni. Ecco, sorprende proprio la quantità di stupefacente che avete rinvenuto. È chiaro che adesso dal punto di vista degli accertamenti si cercherà di ricostruire quella che era la rete ulteriore di distribuzione a valle, quindi no, essendo questo una centrale ed un punto di stoccaggio, quindi un grossista, non parliamo di spaccio al minuto, quindi ricostruire la rete successiva a valle e anche a monte capire, vista anche le modalità di confezionamento, la provenienza di queste partite di stupefacente. E se c'erano anche dei complici, perché un'attività così importante forse non poteva essere gestita da una sola persona. È chiaro che questa è un'attività sviluppata di iniziativa, svoltasi nella cornice, appunto, di prevenzione, di controllo del territorio, adesso c'è tutta la parte giudiziaria che ovviamente sarà approfondita. Passiamo ora alla politica. Oggi c'è stato l'intervento alla Camera del Premier Conte, ma il giorno della verità per il governo sarà quello di domani al Senato.
Per il governo Conte bis domani sarà il giorno della verità al Senato. Calcolatrici alla mano, per la maggioranza assoluta servono 161 voti, numero che appare lontano dal poter essere raggiunto. Per la maggioranza relativa, che basterebbe a tenere in vita il governo, bisognerà contare le presenze in aula, mentre caccia i costruttori o responsabili, che andrebbero ad aggiungersi ai voti favorevoli di 5 Stelle, PD, Leu e Maie, con Italia Viva che dovrebbe astenersi, le opposizioni sono sulle barricate. Vedremo domani, chiarisce il senatore friulano di Forza Italia Franco Dal Mas. Conte potrà anche avere una maggioranza numerica, ma non di certo quella politica. Dal Mas esclude che ci possa essere un appoggio da parte di esponenti forzisti in Senato, anche in riferimento alla senatrice triestina Laura Stabile, che pareva avesse fatto un mezzo passo avanti in tal senso. Da parte nostra non c'è alcuna volontà di sostenere questo governo, conclude Dal Mas. Conte oggi in aula ha rimarcato la natura europeista del governo contro ogni sovranismo. Per Lega e Fratelli d'Italia la via è una sola: andare a votare. Il discorso di Conte è stato purtroppo prevedibile, molto debole, per alcuni momenti anche imbarazzante. Ha tentato di uscire da questa crisi gravissima appellandosi ai centristi o comunque tentando di acquisire il loro voto con promesse di rimpasto e di leggi proporzionali, esattamente quello che non serve al Paese in questo momento. L'unica strada di uscita da questa crisi è il ritorno alle urne. Ci confronteremo di fronte agli italiani e saranno gli italiani a decidere a chi spetta governare in questo momento così difficile per il Paese. E veniamo ai numeri relativi al coronavirus di oggi. Resta stabile la percentuale di positività in regione. Su 1596 tamponi molecolari sono stati rilevati oggi 120 nuovi contagi, con una percentuale del 7,52%, di poco inferiore al 7,62 di ieri. Sono inoltre 397 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 33 casi, pari all'8,31%. Stabili anche i decessi registrati, 21 contro i 22 di ieri, 7 dei quali nel Friuli occidentale, e non mutano i ricoveri nelle terapie intensive, fermi a quota 63, mentre quelli in altri reparti sono 680 contro i 677 di ieri. Intanto oggi sono iniziati i richiami dei primi vaccinati in regione il 27 dicembre scorso, dati comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Voltiamo pagina, non sarà abbattuto il pioppo di Parco Pini a Valvasone, il più antico della regione e forse del nord-est. La buona notizia, oggi l'hanno data gli esperti e il sindaco Marcus Maurmair, proprio questa mattina, dopo la potatura dell'albero. Lunga vita al pioppo più antico del Friuli. È una diagnosi positiva quella che riguarda l'albero con più di 200 anni che domina il Parco Pinni di Valvasone, a ridosso del centro, dove ci sono 3 fusti iscritti al Registro Nazionale degli Alberi Monumentali. Questa mattina il pioppo più longevo della regione e forse del nord-est è stato sottoposto a potatura e sistemazione, durante le quali è stato valutato il suo stato di salute. Monitorato da 6 anni, il tronco dell'albero, nato probabilmente ai tempi di Napoleone, che fu proprio a Valvasone nel 1797, era in parte malato. Gli esperti però hanno stabilito che il pioppo ha ancora chance di sopravvivenza. A dare la buona notizia è stato il sindaco di Valvasone Arzane, Marcus Maurmair. È un pioppo che è già eccezionale nel traguardo degli anni che ha compiuto, però ci è fatto ancora una sorpresa, perché dopo un'attenta valutazione c'erano delle carie che lo stavano compromettendo. Oggi, con un intervento di ricalibratura che temevamo portasse a una conclusione diversa, un epilogo, quello dell'abbattimento completo, invece abbiamo avuto la conferma che vivrà ancora, avrà ancora un'opportunità. Come ci hanno detto i tecnici, il paziente ha superato l'intervento, la primavera ci dirà se potremo sciogliere completamente la prognosi. Il primo cittadino ha poi lanciato un gioco per gli appassionati della natura. Chi vorrà potrà venire a visitare il borgo e, entrando in Parco Pinni, fare un gioco che è quello di abbracciare un albero che ha più di 2 secoli di vita. Ci vogliono 4 persone per farvi capire la dimensione del tronco. Era altissimo, era l'orgoglio dei cittadini di Valvasone Arzane e lo sarà ancora per la sua longevità. Un camper per lo screening delle visite oculistiche è quello che è stato messo a disposizione della città da parte di Friuloves Bank e del Lions Club Pordenone Host.
Motori accesi, pronti a partire. Friulo-Ovest Banca ha iniziato il 2021 sostenendo il progetto camper ideato e promosso dal Lions Club Pordenone Host all'interno del service per l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Pordenone. Un anno importante dove abbiamo destinato risorse al sistema sanitario in forza della situazione Covid. Questo è un progetto un po' diverso che parla di prevenzione sul territorio per le nostre comunità. Quando il presidente Lions mi ha prospettato questo progetto lo abbiamo preso subito con attenzione perché aveva all'interno degli ingredienti importantissimi che sono quelli che sono la nostra mission, al di là del fare impresa, del fare banca, la nostra mission di dare una mano al territorio in quei settori dove il territorio ha bisogno. Qui c'è prevenzione, c'è territorio, c'è comunità e quindi un servizio che va nelle scuole per i nostri giovani e quindi da questo punto di vista noi continuiamo a fare il nostro mestiere, soprattutto in momenti difficili di crisi come questo. Grazie ai fondi messi a disposizione dall'Istituto di Credito, l'associazione ha acquistato dipinto di giallo un camper ricondizionato destinato a svolgere una funzione molto speciale. Questo mezzo che è stato realizzato, come abbiamo già detto, con l'intervento di Friulo-Ovest Banca e di tutti i soci del Pordenone Host che hanno racimolato gli importi necessari per attrezzare con strumentazione oftalmica il mezzo, servirà a fare prevenzione e screening della vista per tutti i bambini nelle scuole e nelle piazze quando ci saranno le manifestazioni. Io pensavo a Pordenone Legge piuttosto che Incontriamoci a Pordenone, ma anche molti mercati che possono essere occasione di incontro della gente, naturalmente Covid permettendo, e dove troveranno questo camper sapranno che lì si fa prevenzione. Era questa la nostra ultima notizia per stasera. Dopo di noi Bianconero XXL condotto da Francesca Spangaro e Massimo Radina. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone per domani, sempre alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.